dare il via alla Quirrida, signori. Vediamo se mi ricordo. Allora io tra l'altro devo chiedere un attimo, perché abbiamo iniziato in ritardo per via delle mestruazioni incasinate sia di noi drag che delle concorrenti. Chiedo un segnale di vita da dietro, perché le prime concorrenti... Sì, sono a posto, ok. Allora, Ladies and Chesterfield, loro sono le ultime, sì, fra gli ultimi finaliste, esatto. Sì. Sono fra le ultime finaliste della Quirrida. Sono un trio, sono un bevone, si può dire un bevone? Così. Cosa vuol dire? Col gestino di Godelleri. Sono un bevone, sono un bevone. Anche. Ladies and Chesterfield, l'accoglienza del queer party, del queer show, della Scala di Siesari, Vicciu, eccetera, per... E anche di Buffaldorra. E anche di Buffaldorra, non dimentichiamo Buffaldorra. Dicevamo l'accoglienza. Ciao! Chiedo scusa se mi lasci. L'acculenza per... Oh, fate oh, chi saranno mai, signori, le Lollipop! Applauso! Beh, direi proprio. Costantino, c'è qualcosa che mi dice che la gara oggi sarà bella? Sì, no, ne avevano già anticipato che questo pezzo sarebbe stato bello tosto. Sì, è vero. Tra l'altro io volevo dire che naturalmente, come è capitato per le selezioni, stasera a decretare il vincitore, la vincitrice, le vincitrici, i vincitori, esatto. Sarà naturalmente il pubblico, sarete voi con i vostri applausi. Guarda, secondo me siamo sempre le solite, ne sono sicuro. Non me ne sbatte un cazzo, decido io allora. Ok, perfetto. No, allora io volevo chiedere, avete preso fiato? Tutto a posto? Sì. Chiediamo i nomi delle Lollipop. Dai, come ti chiami? Federica. Federica? Non ce l'ho un nome. Non ce l'hai un nome? Daglielo tu, battezzala. Allora. Ho ingoiato pure quello. Boh, come la vogliamo chiamare? Battezza, c'è una parola. Battezzaci. Santa Esmeralda, non lo so.
Non mi viene in mente nient'altro. Semmai Dorothy, no? Anche tu non hai un nome. E vabbè. Spero che la prossima volta si trovi un nome che non sia né Fuffi né Bau. Esatto. Perché sennò sono cazzi. Allora io adesso credo che si possano già mandare via. Posso chiedere perché ci sono 3 sedie di sopra? Ci sono 3 sedie qui sopra perché c'è un'altra esibizione. Durante l'esibizione okay. servono. Ah, ok, perfetto. Esatto. Salutiamo le Lolliporn, allora ritorniamo dopo. Prego, andate un po' dove preferite. Ci vedremo dopo per il giudizio finale.